Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Minacce di morte al presidente della regione Schifani. Prima telefonate anonime con voce contraffatta alla segreteria di Palazzo d'Orléans, poi una lettera scritta a penna e fatta arrivare a casa del governatore. Palermo, omicidio in strada a Brancaccio, ucciso a coltellate un rumeno, solito bivaccare in un terreno abbandonato, sotto shock la donna che lo accompagnava. C'è un nome eccellente nell'inchiesta sulla Tangentopoli per la nuova rete idrica dell'Agrigentino. Indagato l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, è accusato di essere a capo di un'organizzazione a delinquere che affidava appalti pubblici a ditte amiche grazie a mazzette. A Catania, vittima di una truffa online, il famoso nutrizionista Giorgio Calabrese. Utilizzando l'intelligenza artificiale, un giovane, sotto processo, gli ha fatto falsamente sponsorizzare prodotti estetici. Le immagini in rete alimentano le polemiche per l'aeroporto di Comiso Deserto. Ci sono 3 bandi milionari aperti, ma lo scalo fatica a diventare attrattivo. Mancano collegamenti, infrastrutture, trasporti da e per l'aeroporto. Stati Uniti intanto più vicini, atterrati a Palermo e a Catania i primi 2 voli diretti da New York. Accoglienze calorose, emozioni in pista, festeggiamenti negli aeroporti. Presentato a Buongiorno Sicilia Mangia, il film che racconta la storia vera di Maria, giovane catanese che patisce la bulimia affettiva e nella vita. Esordio cinematografico di Anna Piscopo con Martina Torrisi. Sport, mentre la Trapani Shark attende gara 3 nei playoff di basket, arrivano 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione per irregolarità amministrative. Stessa sanzione per il Trapani Calcio. Ultimi allenamenti in sede per il Catania, mentre il club programma il futuro. Ben trovati, minacce di morte al presidente della regione Schifani. Prima telefonate anonime con voce contraffatta alla segreteria di Palazzo d'Orléans, poi una lettera scritta a penna e fatta arrivare a casa del governatore. Da Palermo, Maglio Viola. Brucerai nei tuoi bruciatori. È il testo di una lettera anonima scritta a penna in stampatello che è stata recapitata a casa del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Le minacce di morte sono state intercettate dalla scorta e consegnate alla Digos. L'episodio risale ad alcune settimane fa, ma se ne apprende soltanto adesso. La lettera è stata recapitata subito dopo l'annuncio da parte del governatore, nella sua qualità di commissario straordinario per la realizzazione degli impianti di gestione del ciclo dei rifiuti, della pubblicazione della gara per la progettazione dei termovalorizzatori, predisposta da Invitalia e già disponibile sulla Gazzetta Europea e sulla piattaforma Ingate. L'episodio era stato preceduto da altre minacce, ma di natura diversa. Alla segreteria di Palazzo d'Orléans erano giunte telefonate anonime da parte di voci contraffatte che avevano pronunciato minacce a Schifani e alla sua famiglia in relazione all'adozione da parte della regione di una legge anti-crack. Da Palazzo d'Orléans si reagisce con un secco no comment a questi episodi, mentre piena solidarietà a Schifani viene espressa dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dal gruppo di Grande Sicilia, dal deputato segretario di presidenza della Camera dei Deputati Carolina Varchi, dagli assessori Edi Tamaio e Mimmo Turano, dal capogruppo Azzurro Pellegrino e dall'eurodeputato Marco Falcone e persino dal deputato d'opposizione più duro con Schifani, Ismaele Lavardera. Altre notizie: omicidio in strada a Palermo, ucciso ieri sera con 6 coltellate un romeno di 48 anni. Era senza fissa dimora e sotto shock è la donna che lo accompagnava. Marco Gullà.
almeno 6 coltellate al torace e all'addome. È morto così ieri sera a Palermo, in Viale dei Picciotti, zona Brancaccio, un uomo di origini romene, 48 anni. Viveva per strada con i suoi cani. Bivaccava in un terreno abbandonato dove c'è una costruzione occupata da diversi clochard, non distante dall'ex macello comunale e da un deposito della RAP, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. La vittima viveva con una donna portata in ospedale dai sanitari del 118 perché sotto shock. A dare l'allarme sarebbe stata proprio la donna. Non è ancora chiaro se abbia assistito all'aggressione o se abbia scoperto il compagno, ormai privo di vita. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando di ricostruire l'accaduto, ma per ora il suo racconto è frammentario, confuso dalla paura e dal trauma. Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno 6 volte. Vano il tentativo dei sanitari di rianimare l'uomo, è morto per le ferite riportate. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'aggressione è avvenuta intorno alle ore 20. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. C'è un nome eccellente nell'inchiesta sulla Tangentopoli per la nuova rete idrica dell'Agrigentino. Indagato l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Secondo l'accusa era a capo di un'organizzazione a delinquere che affidava appalti pubblici a ditte amiche grazie a mazzette. Giusy Lazzara. Era stato coperto dall'Omissis nell'indagine sulla Tangentopoli per gli appalti nell'Agrigentino. Adesso si conosce il suo nome, quello dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. La procura di Agrigento lo indaga per aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a distrarre fondi pubblici a fini privati. Le accuse sono pesanti: turbativa d'asta, peculato, corruzione e concussione attraverso meccanismi spartitori di pubblici appalti finanziati con fondi regionali. A Di Mauro viene contestato anche di aver alterato le procedure per il mega appalto sulla rete idrica di Agrigento. A dare l'input l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, che aveva segnalato il mancato avvio di importanti opere pubbliche per la rete idrica di Agrigento e il centro di raccolta di Ravanusa, facendo così scoperchiare il sistema di corruzione. In carcere sono finiti 5 imprenditori. Alleggerita la posizione di Sebastiano Lesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa e, secondo gli inquirenti, vicino a Di Mauro nella gestione dell'organizzazione che pilotava gli appalti. 8 gli indagati tra tecnici e funzionari pubblici. E dire che l'ex assessore Di Mauro aveva inaugurato i cantieri incriminati e poco dopo si era dimesso dalla giunta Schifani il 7 aprile. La sua nomina era in attesa di autorizzazione come nuovo capogruppo dei popolari autonomisti all'ARS. Dopo le dimissioni del direttore generale dell'azienda sanitaria di Trapani, Ferdinando Croce, travolto dallo scandalo dei referti istologici in ritardo, le opposizioni chiedono di accertare eventuali altre responsabilità nella regione, chiamata in causa dallo stesso Croce. Maglio Viola. Resta affidata al direttore sanitario Francesco Palazzolo l'ASP di Trapani dopo le dimissioni di Ferdinando Croce, il manager già sospeso che ha poi scelto di andare via dopo che è diventata palese la sua imminente rimozione definitiva dall'incarico. Palazzolo era stato indicato come reggente della struttura già al momento della sospensione di Croce, lo resterà fino a quando non verrà nominato un nuovo manager. Sono così 2 al momento le ASP siciliane senza una guida. Si tratta della più grande azienda sanitaria del Mezzogiorno, ovvero l'ASP 6 di Palermo, che è rimasta senza manager con la nomina di Daniela Faraone ad assessore regionale alla salute, e poi proprio quella di Trapani. È probabile che le nomine arrivino insieme nelle prossime settimane. Intanto prosegue la tripla inchiesta sullo scandalo degli esami istologici in ritardo. Da una parte gli accertamenti di 2 procure sui singoli casi, quelle di Marsala e di Palermo, dall'altro l'ispezione del Ministero della Salute che non è ancora arrivata a conclusione. Sul fronte regionale, infine, le opposizioni chiedono una convocazione apposita della Commissione Sanità su quanto denunciato da Croce, che mentre si annunciava le sue dimissioni rappresentava anche una serie di documenti che proverebbero responsabilità da parte dell'assessorato regionale alla salute e da parte delle altre ASP rimaste in silenzio alla richiesta di aiuto per superare le criticità che il manager racconta di aver trovato insediandosi a Trapani. Siracusa ha scoperta dalla Guardia di Finanza una frode milionaria organizzata da 4 aziende nei settori della grande distribuzione, dell'edilizia, del commercio e della fornitura di dispositivi medici.
Ammontare della truffa al fisco 2 milioni di euro. Il meccanismo illecito era basato sulla creazione di falsi crediti d'imposta ottenuti attraverso corsi per il personale dipendente mai realizzati. Il nutrizionista Giorgio Calabrese è stato vittima di diverse truffe online, dove è stata utilizzata la sua immagine per false sponsorizzazioni. Ci ha provato anche un giovane di Catania che ha creato alcuni video fasulli con Calabrese grazie all'intelligenza artificiale, ma è stato scoperto ed è sotto processo. Simona Mazzone. Hai visto su Facebook, tu vendi la curcuma e la piperita che fa dimagrire prima dell'estate? Ma di che state parlando? Da anni il professor Giorgio Calabrese, volto noto della TV italiana, è vittima di truffe online. Anche un giovane catanese di 27 anni ha falsificato la sua immagine, creando con l'intelligenza artificiale alcuni video in cui il nutrizionista pubblicizza presunti prodotti dietetici e postandoli sulla pagina Facebook contenuto benessere. Niente di più falso, tanto che proprio grazie a quei link la polizia postale lo ha beccato. Facevo un 1 mattina e parlavamo di anoressia e bulimia con Massimiliano Orsini, loro hanno fatto con l'intelligenza artificiale e mentre noi dallo speech si vedeva che parlavamo di anoressia e bulimia, loro hanno messo che lui mi chiedeva che se io avevo inventato questa pillola dimagrante, io gli rispondevo che l'avevo inventata. Non ho mai venduto nulla. Oggi a Catania Calabrese, seguito dall'avvocato Annetta, è stato ascoltato dai magistrati per il processo che si è aperto alcuni mesi fa. Non è la prima volta che per la sua notorietà è vittima di una rete di truffatori che spesso si nascondono dietro domini esteri difficili da reperire. Fino a stamattina mi hanno scritto: ma quelle gocce perché non funzionano? E dico: ma di quale gocce parla? Perché è una truffa, e io rispondo: è una truffa. Il caso ha evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza contro le truffe online e la tutela dell'immagine delle personalità note. Palermo, maxi operazione antidroga della polizia, 22 gli arresti, per 17 di loro è scattata la custodia in carcere, gli altri 5 vanno ai domiciliari. Svelata l'esistenza di 2 organizzazioni criminali che importavano in Sicilia grandi quantità di cocaina e hashish, poi smerciate nel capoluogo e nelle province di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento. A Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 1 milione di euro a Orazio Scuto, ritenuto esponente di spicco di una frangia della famiglia di Cosa Nostra Laudani, attiva ad Acireale. Scuto è già stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso. Oggetto di questo sequestro attività di ristorazione, smercio di prodotti ortofrutticoli, 2 immobili di pregio e un terreno a Valverde. Domiciliari convalidati per i 2 giovani maggiorenni di Avola, protagonisti insieme a un 17enne della rissa di sabato scorso a Noto. Dalle telecamere arriva la conferma che ci sono stati spari tra la folla, anche se in aria. Il questore emette foglio di via, Daspo Willy e chiude un locale. Francesco Aloi. La pistola in aria, lo sparo, forse anche 2. Le immagini delle telecamere confermano che nella rissa di Noto l'arma è stata usata. È la notte tra sabato e domenica nel pieno dell'Infiorata e i colpi di arma da fuoco scatenano il panico. La fuga di chi è in centro soltanto per divertirsi e l'immediato arrivo della polizia che ferma 3 persone, tutte giovani. Per i 2 maggiorenni di Avola, di 21 e 23 anni, foglio di via obbligatorio e Daspo Willy. Per i prossimi 3 anni non potranno andare a Noto e dovranno stare lontano dai luoghi della movida. Tra le misure arrivate dalla questura di Siracusa, anche la chiusura di un locale per 15 giorni. Secondo chi indaga, tutto sarebbe partito da qui. Prima le parole, poi la scazzottata e i colpi di pistola, per fortuna finiti in aria. Ma l'arma, una calibro 7,65, è stata usata in mezzo a tantissima gente. Quella notte poteva trasformarsi in tragedia, come una seconda Monreale. A Comiso, aeroporto deserto, ci siamo tornati ancora, ci sono 3 bandi milionari aperti, ma lo scalo fatica a diventare attrattivo e le immagini in rete alimentano le polemiche. Luca Ciliberti.
Le immagini mostrate maldestramente dal sindaco di Acate, l'avvocato Gianfranco Fidona, già candidato e sconfitto alle ultime elezioni del Libero Consorzio di Ragusa, rivelano lo stato dei fatti. Lo scalo di Comiso attualmente è una cattedrale nel deserto. Pochi voli, un centinaio di dipendenti che ruotano intorno allo scalo e l'idea, solo nelle previsioni, di aumentare l'area cargo. La SAC, che è la società di gestione, continua a investire nell'infrastruttura già costata 35 milioni di euro, ma il sistema integrato con Catania ancora non funziona per due principali motivi. Il primo è che le compagnie aeree fino ad oggi non hanno voluto volare su Comiso. Il secondo è che lo scalo è completamente disconnesso da tutto. Mancano collegamenti, infrastrutture secondarie, trasporti da e per l'aeroporto. Per i cittadini del comprensorio del sud-est dell'isola è più facile ed economico raggiungere Catania piuttosto che Comiso. In attesa dell'inizio della continuità territoriale che consentirà investimenti per quasi 20 milioni di euro, la Regione ha già stanziato 3 milioni di euro per 3 anni alla ricerca di rotte internazionali. Attualmente ci sarebbero 3 manifestazioni di interesse da parte di compagnie solide come Wizz Air, EasyJet e Volotea. A questi investimenti si aggiungeranno altri 3 milioni di euro, uno ogni anno, da parte del Libero Consorzio di Ragusa, bandi che però al momento non hanno sortito effetti o interessi commerciali. Sullo sfondo poi c'è sempre la polemica politica sulla concorrenza reale tra i due aeroporti Catania e Comiso, con alcuni che ritengono che la situazione attuale non favorisca una vera competizione o integrazione tra i due scali, ma piuttosto un controllo da parte dell'aeroporto di Catania. Intanto è atterrato a Catania il primo volo diretto da New York. Accoglienza calorosa, emozioni in pista, festeggiamenti per un collegamento che unisce la Sicilia agli Stati Uniti e che è un importantissimo volano economico. Festa anche a Palermo per il primo arrivo da Newark, uno degli altri aeroporti della metropoli americana. Eva Spampinato. Un maestoso arco d'acqua sparato da 2 autobotti dei Vigili del Fuoco dà il benvenuto al Boeing 767-300 della compagnia Delta Airlines che alle 8:30 di questa mattina è atterrato sulla pista dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Il suggestivo water cannon è un rito simbolico e solenne, una tradizione dell'aviazione civile per benedire e celebrare un volo inaugurale. Quello di oggi infatti è il primo volo diretto proveniente dall'aeroporto JFK di New York e inaugura la stagione estiva che per la prima volta nella storia vede la città di Catania collegata direttamente senza scali intermedi alla Grande Mela fino al 24 ottobre. Un traguardo atteso da anni, importantissimo per l'intera economia del territorio. Questo volo era un sogno per tutti quanti noi siciliani, ne sentivo parlare da quando ho memoria, da quando ero bambino. È una cosa importante perché Delta Airlines è la più importante compagnia al mondo, ci onora il fatto che abbia scelto di viaggiare da e per Catania. 208 i passeggeri atterrati su 215 posti disponibili, li abbiamo raggiunti nel Finger appena sbarcati dall'aeromobile dopo un volo di quasi 10 ore. Wonderful, it was a great flight and we're very happy to be here. Bellissimo, adesso vado a Regalbuto e sono arrivato a casa. C'è stata anche la festa inaugurale quando siamo arrivati, prima di partire con dessert, bottiglie, musica siciliana, volare, eccetera, bellissimo. My first time here and the first time Delta flies here. Non deve fare più scali? No, meno male, almeno risparmio uno. Buongiorno, welcome in Catania. Dopo aver consegnato un gadget di benvenuto, la festa si è spostata nella VIP Lounge per un rinfresco offerto dalla SAC. E domani mattina si replica per salutare il primo volo che decollerà da Catania alla volta del JFK. Intanto questa mattina anche a Palermo è atterrato un volo diretto da New York, ma operato dalla compagnia United Airlines, che parte e atterra dall'aeroporto di Newark. Buon viaggio e benvenuti a chi è in arrivo. A Gela, intanto, durante i lavori per la riqualificazione del parco urbano Orto Pasqualello, sono emerse 6 tombe arcaiche, risalgono al V-VI secolo a.C. È un ritrovamento prezioso che riporta alla luce un pezzo di storia dell'antica Gela. Gerry Italia. A Gela, nel cuore verde dell'Orto Pasqualello, la terra ha restituito frammenti di un passato millenario. 6 sepolture arcaiche databili tra il V e il VI secolo a.C. sono riemerse durante gli scavi per la riqualificazione dell'area finanziata con fondi PNRR. Potrebbe trattarsi di una necropoli a uso familiare venuta alla luce grazie alle indagini di archeologia preventiva condotte da comune e sovrintendenza. 2 tombe appartengono ad adulti, 2 a bambini, mentre le altre 2 sono ancora in fase di studio. In una sepoltura gli archeologi hanno trovato 2 lechitoi, piccoli vasi da olio
patrimonio funerario risalente al 500 o 475 a.C. La prima tomba che abbiamo scavato ci ha dato un corredo che va nel 25ennio 500-475. I riti sono diversi, abbiamo il rito della cappuccina, quindi le tombe realizzate con tegole di riuso dei tetti, e il rito dell'inchitrismos per gli infanti, cioè quello di deporre gli infanti piccoli all'interno di anfore che poi venivano ben sigillate. In un'altra tomba, accanto al corpo di un bambino, è stato scoperto un raro caliptere egemon, un elemento decorativo in terracotta forse proveniente da un tempio dell'antica Gela e poi riutilizzato. In questo caso ha una misura proprio di un piccolo bambino. Immaginatevi qualcuno a cui è morto il figlio e che passò da qualche cantiere di 3000 anni fa e si fece regalare questo coppo per poter deporre lo scheletrino, il cadavere del bambino. E la zona potrebbe nascondere ancora molto. Poco distante è riaffiorata una roccia scavata contenente frammenti di crateri e anfore, tracce silenziose ma preziose di una civiltà che continua a riemergere da sotto i nostri piedi. Presentato a Buongiorno Sicilia Mangia, il film che racconta la storia vera di Maria, giovane catanese che patisce la bulimia affettiva e nella vita. È l'esordio cinematografico di Anna Piscopo con Martina Torrisi, da oggi fino a domenica al Cinema King di Catania. Giusy Lazzara. C'è una ragazza giovane in cerca di un senso nella vita, in una Catania che attraversa la sua storia segnata dalla bulimia affettiva ed esistenziale. Maria ha una famiglia difficile, incontri complicati. Mangia segna l'esordio cinematografico di Anna Piscopo, regista e attrice del film. Un bisogno, più un desiderio inesausto di cose, di relazioni, ma appunto inesausto, che non si esaurisce mai. E Maria è un po' persa, soffre di bulimia, si muove nella città senza una vera meta e fa dei tentativi artistici naif, un po' così di strada. Di base è una giovane donna che non sa che cosa fare della sua vita. Inseguendo un posto nel mondo, Maria incontra Sara, un'influencer interpretata da Martina Torrisi. Il tema dei social è un tema molto centrale, soprattutto l'impatto che ha nella vita di questo personaggio, perché inizialmente viene acclamata, poi quando va a confrontarsi con un pubblico reale non è detto che le aspettative vengano appunto rispettate. Il film da oggi è fino a domenica al Cinema King di Catania. È il momento della nostra pausa, tra poco per lo sport, le penalizzazioni per le due società di Antonini, Shark Basket e il Trapani Calcio. State con noi, vi aspettiamo. Lo sport per irregolarità amministrative sanzionate con 4 punti di penalizzazione Trapani Calcio e Trapani Shark. Stasera intanto la squadra di basket impegnata a Reggio Emilia nella gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Franco Cammarasana. Sanzionate di 4 punti di penalizzazione da scontare la prossima stagione il Trapani Calcio e la Trapani Shark a seguito di irregolarità amministrative accertate dagli organi inquirenti di Federcalcio e Federbasket. Si tratta dei versamenti di INPS e IRPEF operati ad aprile dalla Sport Invest, società che gestisce le 2 squadre del presidente Valerio Antonini. Versamenti effettuati attraverso la cessione di crediti di imposta per circa 700.000 euro da parte del gruppo Alfieri di Milano. Operazione rivelatasi una truffa e per la quale la società trapanese ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza. Intanto stasera la Trapani Shark giocherà la gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, stavolta in casa di Reggio Emilia, battuta entrambe le volte nei 2 precedenti incontri. Dovesse vincere anche stasera si qualificherebbe per le semifinali. Calcio, dirigenza del gran completo presente agli ultimi allenamenti stagionali del Catania, mentre il gruppo squadra completa le ultime sedute prima delle vacanze, il lavoro del capo diventa adesso decisivo. Marco Carli.
Il collegamento fra il presente e il prossimo futuro. La squadra del 2024-2025 è tornata ad allenarsi, lavoro seguito da vicino dal vicepresidente Grella e dal DS Faggiano. La squadra è uscita con il Pescara poco più di una settimana fa. Gli abruzzesi hanno raggiunto le semifinali, intanto insieme a Cerignola, Vicenza e Ternana. Ma molti dei protagonisti del Catania sono stati autori di un finale d'anno in crescendo e sono valutati positivamente dalla società che sull'ossatura dell'anno sportivo in corso, con allenamenti fino a venerdì, immagina un futuro diverso a partire proprio dall'estate, quella che ad esempio circa 10 mesi fa ha portato i primi blackout di una stagione che nel finale ha riservato le notizie migliori, compreso l'accordo con Zarbano, che è operativo da tempo e in sede e già lavora su dettagli importanti. Un tema che in casa Catania è di attualità sono le prospettive di utilizzo di Torre del Grifo nel caso di aggiudicazione. Altra news arrivata proprio il giorno prima del ritorno con il Pescara, la prospettiva finalmente della casa. Il collegamento fa presente passato continua mentre scorrono i titoli di coda della stagione attuale. In società si lavora all'iscrizione agli altri adempimenti con la Lega. Il prossimo anno sportivo è già virtualmente cominciato. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.